Cosa sì e cosa no? Nella settimana in cui entrano in vigore il DPCM delle feste e l'ordinanza regionale che chiude le frontiere tra i comuni del Veneto dalle 2 del pomeriggio, ecco un promemoria di cosa è permesso e di cosa è vietato. Eccezioni e deroghe a parte, dal 21 dicembre al 6 gennaio non è concesso spostarsi tra regioni. Divieto esteso anche ai comuni nei festivi e prefestivi, vale a dire il 24 dicembre, a Natale, sabato 26 e domenica 27 dicembre, oltre a Santo Stefano, Capodanno, sabato 2, domenica 3 gennaio, martedì 5 e l'Epifania. Per tutto il periodo, anche la vigilia di Natale, coprifuoco dalle 10 di sera alle 5 del mattino, 2 ore in più, fino alle 7 a Capodanno. Ristoranti aperti solo a pranzo, negozi fino alle 9 di sera, cinema, teatri e musei chiusi sempre. Devo dire che al di là di un primo momento di confusione da parte dei cittadini sull'interpretazione delle nuove norme, una volta preso coscienza di quello che dobbiamo fare, i cittadini riescono in qualche maniera a rispettare le regole. Devo dire che anche questa mattina non c'erano assembramenti particolari, i flussi sono assolutamente regolari e quindi da questo punto di vista esprimiamo soddisfazione perché non è da parte nostra come amministrazione, neanche delle forze dell'ordine, un piacere andare a disturbare i cittadini, soprattutto in un momento così delicato anche per il nostro commercio, perché chiaramente in questo momento matura le entrate e gli incassi che sono in larga parte quelli dell'anno, quindi stiamo cercando di contemperare il diritto alla salute con il diritto anche al lavoro, perché chiaramente se poi non ci ammaliamo di Covid ma moriamo perché c'è la crisi economica, chiaramente dobbiamo cercare di salvaguardare entrambe le situazioni.